nasce nel 1966 a Roma, ma è originario della Toscana, dove tuttora vive. Muove molto presto i primi passi da DJ, è ancora adolescente quando si esibisce nei locali della capitale. Ama il rap, l'hip hop, il funk, il ragamuffin, la dance music. Il suo primo singolo esce nel 1987 e si intitolava Walking. È giovanotti abile nel mescolare gli stili e ha una grande capacità di intrattenimento. Ed è così che Claudio Cecchetto lo introduce nel mondo della televisione e lo fa diventare il presentatore di DJ Television. Collabora anche con Radio DJ. Nel 1988 pubblica il suo primo album, che si intitola Giovanotti for President, con la hit Gimme Five. Scala tutte le classifiche e partecipa al Festival Palo. Niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo... Il suo look fa moda, lui parla con il pubblico in maniera spontanea, ha un legame molto diretto con i fan. Diventa però un po' il simbolo del disimpegno giovanile. Il cambiamento comunque non tarda ad arrivare. E album dopo album il suo rap diventa più impegnato, più maturo, sia politicamente che socialmente. I testi acquisiscono spessore e iniziano a lanciare messaggi importanti per i giovani, come quello sulla lotta all'AIDS. Il 94 è l'anno di penso positivo e Giovanotti Pensiero ha ormai una connotazione ideologica molto netta. Lorenzo negli anni ha guadagnato credibilità e rispetto ed è cresciuto interiormente grazie anche ai numerosi viaggi da lui fatti in vari continenti, spesso nei paesi poveri. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che... appartiene a una serie di canzoni d'amore che avranno un grande successo e che rivelano il lato romantico di Giovanotti. Negli anni a venire Giovanotti si rinnova continuamente, scrive 2 libri, Cherubini e Il Grande Bo, e crea un'etichetta discografica indipendente, La Sole Luna. Il tema di tante sue canzoni sono gli appunti di viaggio e da questi si evidenzia un amore per la vita, per la musica e per la terra. Lui è un pacifista convinto e si adopera spesso per la realizzazione di campagne a favore di raccolta fondi e di sensibilizzazioni sulla guerra. E collabora con grandi nomi della musica, include nei suoi progetti discografici anche molte influenze straniere, generando così il concetto di world music, o meglio rinnovandolo perché già era esistito con Bob Marley. Nel 2001 è a Genova per il G8 per affrontare il problema del debito del terzo mondo, per sottolineare ancora il suo impegno verso i paesi più poveri. Prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischi. Dimostra che Giovanotti è decisamente cambiato dai tempi di Gimme Five, trasformandosi in un artista a tutto tondo, impegnato, dotato di grande forza comunicativa e sensibilità, ma che comunque non ha mai renegato le sue origini musicali. Infatti tutt'oggi è il rap italiano più grande che abbiamo sul panorama musicale. In questo libro Pioggia che cade, vita che scorre, Tommaso Piotta, Zanello, ce lo racconta attraverso i suoi ricordi, attraverso i testi delle sue canzoni e attraverso le testimonianze delle persone che hanno assistito e contribuito alla sua crescita discografica. Nella prossima puntata parleremo di Kurt Cobain. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare.